Si è inaugurata sabato 29 aprile alla Barchessa di Villa Quaglia a Treviso la mostra Impressioni, io e l'arte, emozioni. 3 mostre personali dei 3 artisti vincitori del 17° premio Arte Fiera Dolomiti 2022. 3 autori a confronto su tematiche e ricerche personali diverse, che spaziano dall'incisione al figurativo, fino al paesaggio di carattere impressionista. Cristina Mavaracchio, con opere figurative e poetiche dove la figura umana è protagonista in tutte le sue emozioni. La sua pittura risente di una continua elaborazione e ricerca, prediligendo la perfezione della figura umana al maschile e al femminile, e dove l'essere umano viene presentato in quanto strettamente legato alla natura di cui è parte integrante. Angela Maria Scarparo, un'artista che si è formata all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, con i grandi maestri Emilio Vedova, Edmondo Bacci, Cesco Magnolato, dai quali ha raccolto l'eredità della potenza del segno e la capacità evocativa e narrativa del colore. In mostra le sue incisioni frutto della sua lunga ricerca nel campo delle tecniche calcografiche e le decorazioni su seta. Silvio Zago, con i suoi paesaggi lagunari e della campagna veneta visti con l'occhio di chi non si accontenta della bellezza esteriore, ma che ne ricerca i tratti interiori dell'anima. Opere impressioniste che scivolano in momenti astratti e poetici, che suscitano in chi li osserva una facile nostalgia del passato. La mostra ha visto la partecipazione del consigliere Davide Acampora, che ha portato i saluti dell'amministrazione comunale, e la presentazione a cura della dottoressa Ombretta Frezza e di Franco Fonso. La rassegna è aperta alla Barchessa di Villa Quaglia a Treviso fino al 12 maggio, tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:30.